Nel recupero col Vado la Saremese è tornata alla vittoria in questa 17ª giornata. La formazione matuziana può riprendere la marcia verso posizioni più tranquille di classifica e allo stesso tempo fare un favore alle Liguri, perché al Comunale arriva un Casale impelagato nella lotta a salvezza, forte però di 3 pareggi e una vittoria nelle ultime 4 gare. Saremese che parte a testa bassa e dopo una decina di minuti alla prima occasione, quando una punizione da 3 quarti sfila sui piedi di Castaldo. Il numero 6 controlla ma alza troppo il pallone giallo in area ospite qualche minuto dopo, con una doppia trattenuta su cui il signor Bozzetto non ravvede gli estremi delle penalty. Dopo le proteste i locali rincominciano ad attaccare, il vantaggio sembra cosa fatta alla mezz'ora, ma la girata di testa di Romano termina incredibilmente a lato. Il tempo si chiude col brivido per la Sanremese, perché Dragone non trattiene una conclusione di raso, ma in 2 tempi riesce ad anticipare Colombi. 0-0 primo tempo, immagini di Nico Cosentino che partono dalla rete dell'1-0, perché una rasoiata di Pellicano al 66esimo genera scompiglio in area piemontese. La sfera danza nell'area piccola, troppo comodo per Giorgio Gagliardi risolvere di potenza nonostante il traffico sulla linea di porta. 1-0 Sanremese, gara che sembra mettersi bene, e invece 120 secondi dopo il Casale ha a disposizione un calcio d'angolo dalla bandierina. Ardit Mullici azzona i locali, ma sul primo palo Colombi vola ad anticipare ben 3 difensori matuziani, realizzando un po' a sorpresa un pareggio che ha l'effetto del bromuro sulla gara del Comunale, perché la Sanremese non riesce ad impostare una vera e propria reazione, tanto che l'unica occasione, se così si può chiamare, è questo colpo di tacco di Fenati, troppo poco, e la sfida termina in parità, terzo pari nelle ultime 4 per i padroni di casa, che mercoledì saranno ancora al Comunale contro il Legnano.